La carenza di medici, stimata a 56.000 a livello nazionale, è un problema che coinvolge anche il Veneto e per garantire i livelli essenziali di assistenza, una delibera della Giunta regionale autorizza i direttori generali delle ULS ad assumere medici in pensione a tempo determinato. A Palazzo Balbi sono convinti che la sanità pubblica abbia un futuro solo se ci sono giovani, ma c'è anche la consapevolezza e la volontà di garantire cura e assistenza finché il problema non sarà risolto a monte. Tamponare un problema e dare una copertura giuridica ai nostri direttori generali. Nell'attesa che qualcuno risolva il vero problema, che è quello delle borse di studio e quindi delle specializzazioni e dei posti, si fa in modo che si possano richiamare, i medici più efficienti che sono magari andati in pensione. La delibera della Giunta regionale esclude i prepensionati volontari. In Veneto mancano circa 1.300 medici e questo nonostante vengano banditi i concorsi per le assunzioni. All'ultimo disposto da Azienda Zero per 80 posti si è presentata una decina di candidati. Perché è stata sbagliata la programmazione nella formazione dei medici? Perché i medici per poter operare devono aver fatto la scuola di specialità che dura un paio d'anni, perché questa scuola di specialità ha un numero chiuso e quindi per il Veneto sono un centinaio di posti più o meno all'anno, il che significa che non siamo neanche in grado ogni anno di formare i medici che si vanno in pensione. Togliere il numero chiuso all'università ed effettuare la selezione durante il percorso di studi è da sempre la posizione del presidente Zaia, che è poi intervenuto anche sul dibattito aperto riguardo alle nuove schede sanitarie. Io posso capire le perplessità di tutti, posso anche capire fino in fondo anche chi si inquieta e va a manifestare, però voglio dire una cosa, non si è deciso nulla, adesso c'è la fase delle audizioni. Trovo strano che per andare a caccia del passero qualcuno si attrezzi con un carro armato, non mi torna il conto.